Il Friuli Venezia Giulia potrebbe essere tra le regioni più penalizzate dall'introduzione dei dazi voluti da Donald Trump. Questo perché le esportazioni verso gli Stati Uniti sono concentrate su pochi prodotti, a differenza di altre regioni settentrionali che hanno una maggiore diversificazione dei prodotti venduti all'estero. Se dopo l'acciaio e l'alluminio l'amministrazione Trump dovesse estendere i dazi commerciali ad altri prodotti, le vendite all'estero delle imprese del Friuli Venezia Giulia potrebbero subire delle forti penalizzazioni. Al di là delle preoccupazioni per i dazi, l'export della nostra regione risulta comunque in aumento. Nel 2024 le vendite all'estero delle imprese hanno toccato i 19 miliardi di euro, 31 miliardi in più rispetto al risultato del 2023. Analizzando per province, Trieste e Gorizia volano, in flessione Udine e Pordenone. Gorizia ha addirittura registrato un più 34%, ma il dato deriva dal traino principale che continua ad essere la cantieristica navale e dunque i cantieri di Monfalcone. Urge diversificare i mercati di sbocco delle esportazioni, rafforzando in particolare le vendite nei paesi europei. Altresì va potenziata la domanda interna. Grazie a ciò l'economia non potrà che trarne beneficio. Per questo bisogna continuare nella riduzione delle tasse per garantire maggiori disponibilità economiche sia alle famiglie che alle imprese.